Tu hai detto una cosa sulla tua infanzia, abbastanza forte, che te la leggo così come me l'hai detta. Eh, Un po' più grande ti fai e più pensi di poterla gestire, però in realtà non è mai così, perché poi sono sempre due genitori, quindi ci metti bocca fino a un certo punto. È come un cane col suo padrone, puoi essere aggressivo quanto vuoi, però quando il padrone ti dice stai a cuccia, tu ti accucci. sì, è così fondamentalmente. Il rapporto che, almeno per quella che è la mia esperienza e per quello che poi ho visto anche nelle altre persone, no, e però, più o meno la dinamica è la stessa. Quando si tratta dei propri genitori, si tratta di parlare, di confrontarsi con le persone che, fondamentalmente ti hanno messo al mondo, e c'è una sorta di lealtà genetica che viene proprio dalla dall'essere concepito, no? Tu nasci in quelle braccia, nelle braccia di tua mamma, quindi tua madre, tuo padre resterà sempre quella persona che quando dice zitto, tu ti stai zitto, non parli più. Tranne in alcuni casi